There's a song for each of us. There's a melody unheard, and I have all the lyrics to your songs. Lei, Chiara Francini, è Paola, sagace e un po' nevrotica. Lui, Raul Bova, è Marco, più realista e pragmatico. Sono una coppia qualunque in una città qualunque, alle prese con i problemi qualunque della quotidianità. Il loro è un equilibrio consolidato, almeno fino a quando, dopo anni di convivenza, decidono di sposarsi. E durante i preparativi, in particolare durante il montaggio, solo apparentemente facile del letto matrimoniale, la loro armonia va in pezzi sotto la spinta di ansie, riflessioni e proiezioni future, raccontate con humor in due. Ti amerò per sempre. Anche nella cattiva sorte? Anche nella cattiva sorte. Anche se divento grassa, brutta e con un bubbone sul naso? Pure il bubone. Pure! Vabbè, pure il bubone. Pure se ti dicessi che fossi andata con... Due è un affresco di quel che significa essere uomo e donna oggi. La diversa visione della vita insieme emerge prepotentemente nelle differenze maschili e femminili. I due evocheranno facce e personaggi del futuro e del passato, quelle figure che gravitano intorno alla loro vita e che spesso possono trasformarsi in motivi di scontro e tensione. E montare un letto con tutte queste persone intorno non è di sicuro una passeggiata. Tanta paura che vada a finire così. Ma scusa, ma se è così brutto, ma perché la gente si sposa e fa i figli allora? Perché ha paura di rimanere da sola? Ma così condanni la quotidianità? Io sì. Ma invece è bella. Che te ne fai di emozioni tutti i giorni? Tutti i giorni emozioni, poi ti diventano normali anche le emozioni. Come quelli che ti fanno la festa a sorpresa ogni anno e tu sai benissimo che te la faranno. Ce l'hai con me? No, era un esempio. Non ti piacciono le mie feste a sorpresa? Stai scherzando, le tue feste a sorpresa a me fanno impazzire, figurati. Quando sono seduto lì nel bagno nel momento topico, escono i tuoi amici dal box doccia e ti dicono una sfogliatella, la pasta napoletana, babba!